tutti, grazie di essere qua. Scusatemi se sono costretta a usare il microfono, ma sono un pochino senza voce, quindi spero che la mia voce reggerà fino alla fine della conferenza. Allora, alcune premesse. Parliamo di archeologia del sacro. Diciamo che questa conferenza è un po' un esperimento che nasce dal fatto che durante le escursioni soprattutto, prego? Grazie. Sto iniziando ora. Allora, prima di tutto mi presento perché magari non tutti mi conoscono, mi chiamo Ilaria Montis, sono un'archeologa. In ambito archeologico mi occupo di varie cose, ho lavorato per 5 anni all'Università di Cagliari come assegnista di ricerca e adesso da circa 2 anni diciamo che ho scelto di dedicarmi, oltre che alla libera professione, principalmente alla divulgazione tramite questo progetto Sardegna Sacra, che appunto vuole essere un progetto di divulgazione tramite l'esperienza diretta. Quindi diciamo che l'approccio comunicativo che si propone è un po' diverso da quello turistico classico del turismo culturale, ma è un approccio esperienziale, ovvero un approccio che coinvolge le persone. Appunto, quindi essendo le persone abbastanza coinvolte e partecipi durante le escursioni che faccio, le attività che faccio, mi è capitato spesso che proprio mi chiedessero maggiori delucidazioni su come si arriva in archeologia a raggiungere certe conclusioni. E quindi, dato che c'è questo interesse e dato che questo aspetto in ambito archeologico viene molto trascurato, ovvero comunicare come si ragiona, da cosa si parte, fin dove possiamo arrivare, fin dove possiamo spingerci con le ipotesi verosimili, allora ho pensato proprio di dedicare la conferenza a questo, per cui sarà una conferenza molto densa di contenuti e vediamo un pochino come va. Se avete domande naturalmente bloccatemi e fate pure tutte le domande che volete, anche se qua i tempi sono molto stretti, per cui se vedo che seguite andrò abbastanza veloce proprio per cercare di finire tutto. Quindi vedremo cosa si intende per archeologia del sacro, ovvero come l'archeologia può indagare le testimonianze che sono riferibili alla sfera del sacro. L'archeologia del sacro, io l'ho voluta chiamare così perché il termine sacro diciamo che è più ampio rispetto al termine cultuale, del culto. Normalmente in letteratura trovate archeologia del culto. Fa parte di quella che è l'archeologia cognitiva, ovvero una branca molto recente dell'archeologia che si occupa di ricostruire proprio i sistemi di credenze, i pensieri delle persone, e ne parleremo più in dettaglio fra poco. Quindi all'interno di questo ambito c'è tutto quello che riguarda l'archeologia del culto e della religione. Riuscite a leggere, sì? No? Sì, no? Ma perché è sfocato o perché siete lontano? Vabbè, quotate un pochino di più allora, se non leggete perché siete messi male, prego. Proiettarlo di fronte non è possibile. Ovviamente no. Più centrale, cosa intendete? Sì. Un secondo. Non è peggio quello. No, purtroppo va bene, non vedrete un po' sbilancio. L'importante è che ok, non sono molto non so. Allora, penso che siano finite le batterie. Quindi continuo per un attimo senza microfono. Sono qui.
grafico. Ok, continuo per un attimo senza microfono. Vi chiedo anche di spegnere i cellulari se nel caso qualcuno avesse la suoneria accesa. Eccoci. Quindi qua ho voluto rappresentare un po' molto schematicamente, chiaramente semplificheremo molto nell'ambito di questa serata proprio per farvi arrivare a quelli che sono i concetti principali, come proprio dei dati archeologici, che sono le testimonianze materiali, quindi qualcosa di molto concreto, possiamo arrivare a ricostruire quelli che appunto sono i culti, i rituali e quindi azioni che sono immateriali. Chiaramente non possiamo ricostruire tutto, possiamo arrivare fino a un certo punto, ma quello che comunque possiamo dire è già tantissimo. Quindi a partire dai dati archeologici e dall'interpretazione di questi dati che ci permettono di riconoscere quando siamo in presenza di un contesto cultuale, di un probabile contesto cultuale, vedremo come, attraverso poi anche la ricerca di confronti e i confronti anche con quelle che sono i contributi da altre discipline, come possono essere le fonti antiche, ma anche per esempio l'antropologia e la storia delle religioni, arriviamo infine proprio ad elaborare delle ipotesi sui culti. Prego. Partiamo da zero, cioè dal concetto di sacro. Perché anche su questo, anche se potrebbe sembrare un concetto basilare, diciamo che c'è un po' spesso di confusione, perché noi nella nostra cultura siamo abituati a una... speriamo che insomma poi le persone si siedano, perché sennò qua sembra proprio una via crucis. Scusi. Allora, stavamo dicendo, partiamo dal concetto di sacro. Noi siamo abituati a pensarlo in opposizione a profano. Ragazzi, stasera sta succedendo veramente di tutto, ma ce la faremo arrivare in fondo. Spero che non si sia fatto male. Sta a posto, ok. Bene. Ok, quindi diciamo che normalmente noi concepiamo il sacro come qualcosa di trascendente rispetto alla realtà ordinaria, perlomeno in gran parte, ma non solo, perché anche se da un certo punto di vista, o almeno a livello di società, di cultura condivisa, il sacro si lega a una concezione comune del sacro, quindi a dei rituali per esempio relativi a delle religioni, che quindi determinano che cosa è sacro e cosa non lo è, ma non solo i rituali, magari anche dei dogmi, proprio dei sistemi che sono condivisi nell'ambito di una cultura. Tuttavia, oggi come oggi, credo che sempre più, proprio anche ognuno di noi abbia una concezione anche individuale del sacro, ok? Per quanto riguarda l'antichità, noi per sacro intendiamo tutto ciò che può essere ricompreso in quelle attività umane che riguardano un rapporto con quello che si può definire il divino, comunque con qualcosa di trascendente la realtà ordinaria. Ma nell'antichità, soprattutto per quanto riguarda la preistoria e la protostoria, questo concetto è abbastanza sfumato, perché il sacro riguarda anche proprio la concezione stessa della vita, e quindi ciò che permette la vita in primo luogo viene santificato, ed è proprio a questi grandi principi della vita che vengono anche dedicati i culti, che poi soltanto in un secondo momento si svilupperanno in religioni più strutturate. Noi purtroppo in archeologia non sempre arriviamo... Non sentite? Sentite o no? Ok, vi chiedo di fare il silenzio. Allora, visto che abbiamo purtroppo per necessità dobbiamo tenere pure la porta aperta, perché altrimenti si vedrebbe nulla. Quindi quello che vi stavo dicendo è che appunto noi non sempre possiamo
spingersi tanto oltre nel ricostruire proprio gli aspetti specifici della religiosità antica, ma comunque come dire, possiamo tracciare un quadro generale e ora vedremo anche come. Una slide per spiegare cos'è l'archeologia, perché spesso, anche se si fa un gran parlare, non tutti sanno che l'archeologia in realtà riguarda tutto il passato, quindi riguarda tutto il passato e vuole dare una spiegazione storica, una ricostruzione storica, che però riguarda gli oggetti, partendo proprio dagli oggetti concreti. Poi chiaramente si avvale anche delle fonti storiche quando ci sono, quindi intese come testi, come fonti per esempio analistiche, di sovrani, quando ce le abbiamo. In gran parte, soprattutto per le epoche più antiche, questo però non è possibile. Quindi noi partiamo dalle basi materiali. Le basi materiali che sono tutti i resti, qualsiasi tipo di resto di un lontano passato che in qualche modo è arrivato fino a noi. Per spiegarvi alcuni concetti principali dell'archeologia ho pensato di presentarvela come in senso metaforico, come un puzzle, perché chiaramente, come potete capire, non tutto del passato è arrivato fino a qui. Quindi un concetto fondamentale da comprendere in archeologia è quello di contesto archeologico, che ho voluto rappresentare con quella specie di lineetta irregolare che comprende tutti i pezzi del puzzle. Ok? Il contesto archeologico cos'è? È un'associazione di elementi, di testimonianze che vengono rinvenuti insieme. Questo nell'ambito di uno scavo, ma chiaramente se consideriamo una cultura, una civiltà, un contesto può anche essere fatto dalla somma di tutti i contesti che sono riferibili a quella civiltà. Quindi si va sempre dal micro al macro, quindi un contesto archeologico, per esempio nell'ambito di uno scavo, può essere quello che io trovo in una stanza, in un ambiente. Quindi scavando questo ambiente trovo varie cose, trovo i resti delle ultime cose che hanno abbandonato lì prima di abbandonare l'ambiente, quindi possono essere delle ceramiche o degli altri oggetti. Trovo la terra che ha conservato questi resti, perché col passare del tempo la terra si accumula. Sto semplificando tantissimo, ovviamente i processi sono tantissimi in questo senso. Quindi l'archeologia parte sempre dall'analisi dei contesti, cioè un oggetto da solo non mi dice niente, è soltanto in relazione ad altri che io posso capire, o almeno posso fare un'ipotesi su cosa, per esempio, si faceva in un determinato ambiente. Quindi, per esempio, se io ho un tempio antico, come vedremo fra poco, è perché ho una determinata associazione di determinati oggetti e altre tracce che posso dire, ok, questo è un contesto culturale. Quindi, quando io ho un contesto, ho tanti pezzi sparsi che sono come le tessere del mio puzzle, ma ovviamente non ho tutti i pezzi, perché non tutto quello che c'era anticamente si è conservato, a meno che non andiamo a Pompei, normalmente non tutto si è conservato. Quindi a partire da questi pezzi io mi immagino che cosa ci poteva essere, cioè mi immagino chiaramente con un processo di deduzione, ma a volte anche facendo dei salti interpretativi, e quindi quella figura che vedete in alto a destra, che sarebbe il puzzle finito, chiaramente questa immagine non è fatta per questo scopo, ma si presta molto bene, immagino quello che doveva essere. La cosa importante è che però le ipotesi sono continuamente suscettibili di miglioramenti e cambiamenti, perché il giorno dopo io posso trovare altre tessere del puzzle, quindi se la tessera del puzzle non incastra più con quell'ipotesi che avevo fatto, io l'ipotesi la devo cambiare. Chiaramente meno pezzi del puzzle ho e più la mia ipotesi sarà soggettiva, e quindi più un'ipotesi è soggettiva e più è condizionata anche dalla cultura, dal sistema di credenze di chi proprio elabora l'ipotesi. E come vedremo, quando delle ipotesi sono talmente consolidate, spesso, purtroppo non dovrebbe accadere, ma accade, che possono diventare dei dogmi, e quindi si fa il contrario.
trovo un pezzo, non incastro in quell'ipotesi, ma io cerco di adattare il pezzo perché si incastri, invece bisognerebbe fare il contrario. Non so se è chiaro per tutti questo concetto, è molto importante, perché poi da questo viene anche la comprensione di tutto quello che viene dopo. Quindi vado un po' veloce adesso, purtroppo qualcuno mi può prestare un orologio perché altrimenti qua rischio di non riuscire a finire, perché il cellulare l'ho dato. Ok. Quindi l'archeologia cognitiva, come abbiamo detto, è lo studio dei modi di pensare del passato. I teorici di questo approccio all'archeologia ritengono che chiaramente ogni prodotto materiale umano è prima passato attraverso un pensiero creativo, ok? Un processo, un pensiero. Per cui a partire dai resti materiali noi possiamo cercare di ricostruire questi pensieri. Devo andare molto veloce. L'archeologia del culto quindi si occupa più specificamente delle pratiche religiose e delle credenze e risponde principalmente a queste tre domande principali: dove praticavano il culto, come lo praticavano, chi adoravano e come lo rappresentavano. E come vedremo, purtroppo proprio nell'ambito della Sardegna antica e specificatamente per l'ambito nuragico, questo non sempre è possibile dirlo, proprio chi adoravano. È chiaro che se sto parlando della Grecia classica io ho delle iconografie, quindi come venivano rappresentate le divinità lo sappiamo tutti, cioè lo sappiamo persino noi, cioè noi, insomma voi che magari non siete del mestiere, perché abbiamo tantissime fonti che ce ne parlano, ma quando non abbiamo fonti esplicite spesso non possiamo dare un nome a queste divinità. Quando non gli possiamo dare un nome, però è importante cercare di definirne i caratteri. Quindi vediamo in base a cosa noi possiamo distinguere un contesto cultuale da un altro. Nel rituale, appunto, secondo Renfrew, che è uno dei maggiori teorici del metodo archeologico, ma anche e soprattutto si è occupato proprio di archeologia del culto, possiamo stabilire questi 4 aspetti molto importanti e proprio in base a questi 4 aspetti raggruppare poi le testimonianze che possiamo riferire al culto. Quali sono? Il fatto che con il culto, con il rituale, si voglia creare una concentrazione dell'attenzione collettiva. Il fatto che il luogo sacro, il luogo dove i rituali avvengono, è proprio una vera e propria zona di confine tra terreno e ultraterreno. Come vedremo anche in questo caso, a volte abbiamo degli indicatori abbastanza espliciti archeologicamente. Un altro aspetto è la presenza della divinità, ovviamente per come veniva percepito dagli antichi. E ultimo aspetto, è forse il più importante, sicuramente archeologicamente uno dei più visibili, è la grande partecipazione collettiva ai rituali e la pratica delle offerte, che ci testimonia in gran parte proprio questa partecipazione. Quindi vediamo che quando ho un contesto cultuale ho dei luoghi di culto espressamente dedicati e definiti, quindi ho anche delle tipologie architettoniche che proprio in base ai contesti e all'analisi che vengono fatte vengono riconosciuti come luoghi sacri. Allora, una volta che viene fatto questo riconoscimento, se poi troverò un edificio fatto allo stesso modo, capisco già che un tempio, per esempio. Vi ho messo questa foto del Tempio a Megaron di Domo di Orghia, che è il più grande della Sardegna, proprio perché è un esempio, questo dei cosiddetti templi a Megaron, ovvero questi templi rettangolari, di come le conoscenze possono progredire anche velocemente. Infatti fino a poco tempo fa praticamente non se ne conoscevano quasi i templi a Megaron, ora negli ultimi decenni se ne conoscono tantissimi e quindi si è riconosciuto che proprio queste tipologie sono pertinenti a un edificio di culto. Un'altra particolarità sono gli arredi, come ad esempio possono essere gli altari. In basso a destra vedete l'altare di Sumonte a Sorradile, che è un altare nuragico
che si può ben confrontare con altri, quindi se io lo trovo in un tempio, automaticamente trovo un altare di quel tipo, so che quel vano era adibito al culto, ok? Perché riesco proprio a fare queste associazioni. Ma